Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti. Nella prima avremo ospite l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato, nella seconda avremo il Gianfranco Martorano, che è il comandante e il primo dirigente della Polizia Stradale di Padova, per sentire com'è la situazione e com'è andata nel 2022. Iniziamo con la prima parte. Saluto l'assessore Roberto Marcato. Buonasera, grazie per l'invito. È la prima volta che ci grazie quest'anno. Anche a lei e a chi ci guarda. Sempre con molto piacere, almeno è sempre sorridente nonostante tutti i problemi che ci sono. Come è andato? Tutto bene? È la domanda che faccio di consueto, se va tutto bene, passato bene le vacanze natalizie, è passato tutto? Sì, ho spento il telefono, mi pare di essere in vacanza solo per quello. Ho cercato di togliermi un po' dalla bagarre. E quindi sei riposato? Politica, sì. Insomma, qualche giorno serviva. Ecco, un 2022, Roberto Marcato, che nonostante tutte le vicissitudini, il Covid, la guerra, l'aumento dei costi, tutto sommato per quanto riguarda le imprese venete non è proprio andato male. Guardi, noi chiudiamo, abbiamo gli ultimi dati adesso accertati. 2022 l'Italia chiude con una crescita del PIL del 6,9%, una crescita poderosa, sì. E il Veneto chiude a 7,5%, che è la crescita più alta d'Italia, con un tasso di disoccupazione del 5%. Tenga conto che il 3% è un tasso tecnico di disoccupazione che non misura nemmeno la disoccupazione, ma semplicemente chi cambia lavoro. Quindi di fatto in termini occupazionali non abbiamo avuto problemi, e una crescita così forte non la vedevamo veramente da molto tempo. E allora, adesso vedrà il titolo della trasmissione, se la regia riesce a mettermi la grafica del titolo. Come sarà il 2023 per le imprese venete, visto che il 2022 nella prefazione di questa trasmissione, se è giusto dire così, abbiamo detto che è andata molto bene con una crescita del 7,5% in Veneto, e il 2023 come sarà, Roberto Marcato? Allora, io sono moderatamente ottimista e lo sono per alcuni motivi. Il primo perché la crescita del 2022 avrà comunque inevitabilmente un effetto volano anche per il 2023. Poi c'è un altro dato positivo, e cioè che noi abbiamo una capacità di reagire rispetto ad altre regioni, rispetto ad altri paesi, molto più forte, proprio per la tipologia di imprese che abbiamo. E poi si è visto in questi anni di forti crisi anche economiche e sociali, dovute alla concomitanza di fattori mai vista dal dopoguerra ad oggi, perché insomma il Covid, la guerra e l'energia, tutti e tre insieme, non si erano mai visti, però i paesi più resilienti, quelli più forti, quelli che hanno saputo reagire meglio, sono i paesi e le regioni dove c'è una presenza altissima di piccole e medie imprese, se non piccolissime. Sono i paesi più vivaci, e non è un caso che la Germania, che da tutti è considerata un punto di riferimento anche economico, nel 2022 sia cresciuta di 1/3 rispetto all'Italia, la Germania, di 1/3. Si parla anche, mi scusi se ne interrompo, di una Inghilterra in forte crisi, tant'è che quelli che sono contro la Brexit vogliono rientrare dalla Brexit. Insomma, è un paese che sta andando davvero in grande difficoltà. Sì, ma anche la Francia stessa è cresciuta, cioè i paesi che non hanno il nostro modello produttivo hanno avuto molti più problemi. C'è da dire che noi siamo molto più veloci a cambiare anche a seconda delle esigenze di mercato. La burocrazia nostra, essere più veloci. Ma qua si parla di imprese, cioè l'imprenditore veneto è una musica che non eravamo abituati ad ascoltare. Sì, no, ma l'imprenditore veneto ha una capacità di muoversi che è molto più forte rispetto ad altri competitor internazionali, e questo lo si è visto perché insomma 7,5% quando la Germania cresce
di un terzo, di No, un quarto tutto, rispetto al Veneto. Ma il 2023, perché i timori erano molti, andrà bene fino a Natale, dopo l'anno prossimo, gennaio, febbraio, marzo, saranno mesi difficili, ci sarà una crisi, ci sarà un calo. Ecco, per questo motivo le ho fatto questa domanda. Questo inizio come lo vedono molto marcato, che oggettivamente, obiettivamente è l'assessore di riferimento per quanto riguarda le imprese. Allora, i temi critici ci sono e continuano ad esistere, perché la guerra non è finita, perché ci sono alcune materie prime che continuano a costare in maniera assolutamente inaccettabile, perché ci sono tensioni sui mercati finanziari, perché ci sono costi energetici ancora molto alti. Cioè, tutto questo esiste, però io ho avuto modo di incontrare decine e decine di imprenditori anche nella coda finale dell'anno, e questi mi hanno fatto vedere sì il fatto, ma mi hanno fatto vedere anche le commesse, mi hanno fatto vedere la programmazione futura, ed è una programmazione robusta. Dopodiché tutto può succedere, il Covid non l'aveva previsto nessuno, la guerra non l'aveva prevista nessuno, quindi poi ci sono variabili impazzite, però ad oggi parlo del Veneto io e dell'Italia, io sono moderatamente ottimista rispetto ad altri paesi che invece... dopodiché attenzione, perché oggi in questi giorni c'è Davos, e in questo incontro fra potenti la voce recessione continua ad uscire, quindi c'è questo rischio. In maniera insistente. Senta Marcato, vabbè, ci ritorniamo, perché però io con lei voglio fare un po' di ragionamenti. Com'è la mafia qui in Veneto? C'è? Secondo lei esiste? Sì, punto c'è. primo? C'è. E cosa pensa dell'arresto di Mesina? Tanti dicono, quando viene arrestato un personaggio di quello spessore vuol dire che c'è già il sostituto pronto, tanti enfatizzano l'operazione come trionfale, tanti la criticano perché dicono oggettivamente proprio adesso che sta poco bene perché non prima, insomma c'è un pensiero diverso e divisivo su questo. Ma allora, lei cosa pensa? Intanto vorrei non infoltire le schiere di chi fino a ieri era un esperto virologo, oggi diventa un esperto di criminalità organizzata. Il popolo. Ma io vedo quello che c'è, e io so che un assassino criminale schifoso oggi è in carcere. Io so questo. Quindi da qualsiasi parte la si voglia guardare, per me questa è una notizia straordinaria. Che poi lui sia ammalato, non ammalato, a me non interessa, io so che un assassino è stato... No, mi scusi, perché è giusto, il pensiero suo è condivisibile, però nel ragionare tra me e lei non le fa un po' effetto nel dire proprio ora che sta poco bene, è un uomo che va e si permette del calibro di questo mafioso di andare a farsi adoperare continuamente nell'ospedale? No, farsi selfie con gli infermieri? E nessuno lo riconosce. No, questo è un altro tema. Questo è un altro tema, evidentemente c'è, come dire, un ambiente, un ambiente che è accogliente rispetto a questi criminali, e questo è un tema su cui bisogna lavorare ancora molto, ed è un tema culturale. Viene fuori proprio in questo periodo che lui ovviamente è molto ammalato, la figlia, l'avvocato che tutela gli interessi di Mesina, quindi può entrare e uscire dal carcere e portare e fare... Ecco, io su questo però ho un'idea chiarissima. Sono molte cose che io ringrazio per l'opportunità che mi dà. Cioè, io sarei cattivissimo, e giusto più che cattivo, anche nei confronti della famiglia. Cioè, una ragazza che si laurea con i soldi avuti dopo aver sciolto nell'acido un bambino. Non poteva saperlo, le faccio l'avvocato difensore della figlia, ipotesi. No, cioè, lei pensava che il papà facesse l'idraulico? No, lei poteva pensare che non viveva col papà perché lui faceva figli e teneva segregate le mogli, cioè, e la figlia la magari... moglie, figli... No, la moglie sì, ma la figlia, i figli potevano essere pensavano che il papà fosse un idraulico. Inizialmente potevano anche pensare che fosse un idraulico. Inizialmente. O la mamma per tutelare... E comunque, non ci credo. E comunque, no, che non ci credo, il patrimonio va tutto quanto requisito,
tutto, Cerco di fare anche l'avvocato quello del fatto diavolo. dai figli, anche quello fatto dai figli, Quindi perché è metti tutto in galera- grondante di sangue. metti in galera È anche i tutto, figli? no, metto in galera il patrimonio. Ho detto il patrimonio. Vabbè, qui non stiamo parlando di Va patrimonio. preso però. tutto, anche quello dei figli, perché è frutto comunque di, e c'è una linea di Io continuità non ho parlato che è grondante di sangue. Non ho parlato di patrimonio, ho parlato che la figlia avvocato difenderà e tutelerà gli interessi del papà. Io lo trovo Ecco, aberrante. Sul fatto delle... Ma ripeto, quella laurea è stata fatta con i soldi del babbo. Beh, faccio fatica, a meno che io non la conosco, suppongo, non lo so, suppongo, che non credo che lei fosse, che lei sia fatta un'imprenditrice, abbia fatto la cameriera, magari l'ha fatto anche, ma credo che di solito i figli mafiosi stanno bene, insomma. Quindi siamo sempre un paese che dà ampie garanzie, garantista ovviamente per tutti. Sì, no, sulla mafia bisogna essere intransigenti, la mafia è merda e bisogna essere intransigenti, non ci può essere nessuna, anche il fatto che dicono ma insomma uno è ammalato, terminale, diamogli niente, tu stai all'ergastolo fino alla morte, senza Quindi contatti, è stata una basta. grande operazione fatta nei tempi giusti. Cioè io sono felice perché un lazzarone Perfetto. schifoso è in È carcere. in carcere. Senta, non l'ho fatto questa domanda a casaccio, l'ho fatta perché ha un senso questa domanda a mercato. Perché lei gestisce o gestirà i soldi del PNRR e tanti dicono che c'è già la mafia che ci ha messo. Lei cosa mi racconta in merito? Noi abbiamo un accordo con la Guardia di Finanza che controlla le operazioni e controlla anche i fondi del POR-FES, quelli europei, dove noi facciamo i bandi per le aziende, anche lì. E ci sono operazioni sospette. Cioè le infiltrazioni mafiose e criminali ci sono anche in Veneto, e non si può abbassare la guardia. Io sono ancora convinto che qui ci sia un sistema respingente rispetto a questo schifo. Però ci sono dei rischi, perché per esempio l'azienda che non va benissimo, il titolare che è pieno di debiti, ti arriva l'affarista di turno che ti dice ascolta, se mi fai entrare nel tuo CDA io ci metto il cash. Uno è disperato ed è così che si infiltrano, cioè non immaginiamo che arrivi qua quello con lo stuzzicadente in bocca, la coppola, no, il bavero alzato, la barba sfatta e parlando in un siciliano incomprensibile ti minaccia. Non è così la mafia, pensa così, questa non abbiamo capito nulla. La mafia è molto raffinata, è fatta di avvocati, di commercialisti, di fiscalisti, di persone preparate che hanno studiato, quindi insomma entrano nei consigli di amministrazione delle aziende e lì ci sono operazioni sospette che vanno monitorate, che sono monitorate dalle forze dell'ordine, in particolar modo dalla Guardia di Finanza che sta facendo un lavoro straordinario, anzi approfitto per ringraziare tutti quelli che lavorano in questo campo, anche della Guardia di Finanza per il lavoro che fanno, e c'è questo accordo strettissimo, questo rapporto strettissimo fra istituzioni e forze dell'ordine. Ovviamente i magistrati poi fanno la loro parte, però bisogna che continui ad essere un sistema respingente. Però, se uno perché errori in passato li abbiamo fatti, se uno perché Felicetto Maniero nasce perché qua hanno mandato in confino i mafiosi, altrimenti Felicetto Maniero non sarebbe mai diventato un mafioso. No, certo, però errori in passato li abbiamo qui fatti. nasce questa storia perché Roberto Mercato, ovviamente come diceva, le infiltrazioni arrivano perché c'è una necessità e quindi i soldi che voi la disperazione è un grande viatico per l'infiltrazione mafiosa. Perché ci siano queste infiltrazioni. Ecco il motivo per cui, visto che arrivano dei soldi del PNRR per le imprese sia positive sia in difficoltà, bisogna fare molta attenzione sotto questo punto di vista. Assolutamente sì, e ripeto, le forze dell'ordine, cioè io non ho la possibilità, non ho gli strumenti né la capacità né l'autorità per fare certe indagini, però noi possiamo fare dei bandi che tengano conto di questi aspetti e li costruiamo infatti così. Ma per esempio, e poi c'è questi accordi. Un bando anche di molte imprese che chiamano ovviamente delle imprese meridionali, non c'è questo, perché quasi tutte le imprese che oggi con il 110 ne abbiamo visti tutti i colori, che arrivano tutte dal meridione. I miei bandi sono fatti per imprese venete però. Ok. Però voglio dire, l'impresa può essere veneta, ma lei che è di Caltanissetta, si entra in compartecipazione dell'impresa, ci mette il cash e non è che io vedo che in realtà poi
il titolare veneto conta come Perfetto, due di picche. però la cosa Però, insomma, è controllata. perché ci sono dei sistemi di controllo che poi danno degli alert e quindi là va fatto Ma la mafia entra solo in questo sistema, oppure lei nel dire, quando l'ho chiesto c'è la mafia in Veneto, mi ha detto subito sì, ma un sì proprio chiaro a chiare Sì, lettere. perché è vero. Quindi ne siete a conoscenza, come la regione è a conoscenza? Sì, certo, ci sono situazioni che sono, beh, insomma, ci sono imprenditori che sono stati messi in galera per collusioni mafiose, per situazioni come queste, quindi insomma, purtroppo ci sono per fortuna pochi, ma qualche amministratore è stato pizzicato in odore di mafia, e anche su con questi io sono intollerante, cioè per me puoi marcire in galera. Vabbè, allora staremo a vedere, l'importante è che la cosa sia controllata, anche se non ci sarà mai un risultato positivo al 100%, perché ovviamente conosciamo questi soggetti e questa mafia che entra perentoriamente in tutti, come diceva lei, in maniera molto raffinata. Sì, Lei purtroppo. pensi che, anche qui lo Stato però ha fatto poco, sono stato 20 giorni fa a Palermo e mentre eravamo in taxi, ovviamente si chiacchiera con i tassisti, e a precisa richiesta come va qui, e hanno tutti arrabbiati perché ci ha detto: una volta quando c'era la mafia lavoravano tutti, adesso c'è lo Stato e non lavora nessuno. È una battuta, però io non l'ho presa proprio come una battuta. Qualche errore lo Stato, o qualche paura allo Stato nei riguardi di determinate situazioni? Io la trovo una frase orribile questa. La trovo una frase orribile nella Però prima c'è, parte, la trovo una frase orribile nella prima parte, cioè quando c'era la mafia c'era lavoro, ma la trovo una frase altrettanto orribile anche nella seconda parte: ora c'è lo Stato e non c'è lavoro. Perché a un veneto, se lui che domanda come va, che dice, che sa a schina anche oggi, chissà che domani riesce a riposarmi, e non ti dice che lo Stato ti dà il lavoro te lo crei No, tu, te lo dai tu. certo. Qua, se riesimo a aspettare lo Stato per fare le imprese, saremo ancora là. Invece lì c'è questa concezione, non dappertutto, ma insomma, in qualche parte del paese c'è la concezione... Marcato cui... la preda come una battuta, eravamo in tre. Sì, è una battuta, però se andiamo a vedere il reddito di cittadinanza, è quasi tutto al sud. Qui non c'è, perché di fatto a chi interessa? Qua la gente vuole lavorare, fare impresa, aprire un'attività. Invece lì c'è un po' la concezione che ci deve pensare qualcuno, ci devi pensare tu. Qua se tu non ti alzi al mattino non porti a casa la cena la sera. Anche c'è il reddito di cittadinanza, lo Stato di che? Lo Stato deve metterti in grado di lavorare, ma dopo lavorare a fare impresa devi essere tu. Certo. Questo è evidente. E quindi... Cioè il fatto che ci sia sempre, questo è profondamente sbagliato e pericoloso, delegare a qualcun altro, cioè che il successo tuo o la sopravvivenza tua dipenda da qualcun altro, dipende da te. Assolutamente. Torniamo a noi. Il PNRR, come saranno e come andranno distribuiti questi denari, Marcato? Stiamo aspettando i bandi. Mi faccia degli esempi. Non ne abbiamo la più pallida idea. Adesso è uscito finalmente un bando per quanto riguarda l'idrogeno, scadenza marzo, è un bando nazionale ma che dopo dobbiamo declinare noi a livello regionale, e adesso ne stiamo parlando proprio in questi giorni, lo porterò in giunta la prossima volta. È un bando di 20 milioni di euro che per quanto riguarda progetti di idrogeno, niente, no, perché pare che siamo tutti quanti di lavarsi a bocca con questa energia, se è tutto qua, insomma l'idrogeno su cui tutti stanno puntando per dire è l'energia del futuro, se il bando è da 20 milioni per il Veneto, niente, facciamo poco. Perché sembrano tanti, cioè se mi è Luga avessimo 20 milioni, 10 milioni a testa, siamo contenti come Pasqua. Ma allora cosa 20 milioni? Allora cosa servono? Poco, al momento poco. Poi, sto parlando di bandi, quelli regionali, competenza regionale. Siamo in attesa che arrivino i bandi per poter capire, per poterli fare, ma anche là siamo in ritardo. Cioè comunità energetiche, che anche quelle sembrano uno strumento che salva il mondo. Non hanno ancora firmato i decreti, non si sa ancora come funziona. Se 3 anni che mi fa una testa grande così sulle comunità energetiche, bisogna farle perché così il condominio, l'area industriale, la vostra sede diventa autosufficiente dal punto di vista energetico, ve lo producete e ve lo usate, e quindi incentiviamo queste comunità energetiche.
i decreti se l'ha, nessuno li firma. Lei ogni volta che viene a trovarmi, viene spesso, sempre la società musica, sento da lei. Ma no, cioè, E se non la risolve o cerca di risolvere lei, chi la può risolvere? decreti Sì, dello ho capito, Stato. però adesso il Quando governo, sarò il Presidente del Consiglio, il governo però è dalla io sua, sicuramente sarò il più governo veloce. è dalla sua parte, non ha un governo di opposizione alla vostra, ha un governo dalla sua parte. Guarda, io ho questa impressione, qua, allora, si parte dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, si parte con grandi buone intenzioni e si parte a 200 all'ora. Dopo si arriva a Roma e là che sta palude che frena. Abbiamo una cena io e lei in palio che dovrà pagarla, presumo, lei non se la ricorda, io me la ricordo. Le scommesse che perdo tendo a dimenticarle. Quindi la ricordo che riguarda entro breve tempo che ci sarà l'autonomia. E quindi lei ha detto che ci sarà, oppure noi usciremo al governo, abbiamo scommesso una No, sera. io ho detto che, no, lo continuo a dirlo. Sì, no. Se non c'è l'autonomia, per me possiamo uscire al governo domani il suo mattina. partito esce. E No, il vedremo. partito esce. No, dice no. Io dico che dovrebbe uscire, perché lei il nostro partito è l'autonomia, non è altra cosa. Le ricordo e la provoco, le ricordo che lei mi ha detto che Meloni, Salvini, Berlusconi prima di andare alle elezioni avevano firmato un patto, ce l'ho sempre dietro. Ce l'ha dietro, e in quel patto è scritto che nel caso in cui chi governerà non manterrà l'autonomia, gli altri si tolgono dal governo. Vediamo se sono tre persone di parola. Raccontato, non marcato. No, questo è vero, quello che aveva raccontato. È vero, ma ribadisco. Questo è quello che mi ha raccontato lei. Ribadisco. Poi, perché Salvini ha detto questo. Dopodiché io sono responsabile di quello che faccio io, questo sono di quello che fa gli altri. Però la cena l'abbiamo scommessa io e lei, non certo. c'entra nulla lei, e credo sicuramente, sono quasi sicuro che la vincerò. Finalmente ne vinco una, speriamo che poi il mercato me la paghi. A tra poco.